Sì, abbiamo assistito nelle ultime settimane a un incremento drammatico dei contagi per SARS-CoV-2 nella nostra regione, che quando ho scritto questa interrogazione aveva portato a 34.000 persone in isolamento, adesso siamo oltre 40.300 persone in isolamento. Abbiamo un aumento che fortunatamente è la metà di quello che avevamo l'altro anno, grazie appunto alla vaccinazione, per quanto riguarda i ricoveri in area medica e rianimazione, che però non ha ancora raggiunto il picco, no? Diceva, se non sbaglio, in un'intervista proprio oggi sul quotidiano, il dottor Barbone, si parla di un aumento dei contagi che avrà il picco a fine mese e entro il 10 febbraio probabilmente avremo il picco per quello che riguarda i ricoveri. Questo ha portato a tutta una serie di criticità, come quella evidenziata dal comunicato di Assugi, in particolar modo il Dipartimento di Prevenzione, che ha chiesto proprio di non mandare mail, di non telefonare, perché non sono in grado di rispondere in tempi utili e quindi di aspettare le comunicazioni dovute. Nella conferenza stampa molto interessante che ha fatto anche l'assessore con il dottor Poggiana, si evidenzia questo aumento della casistica, porta ritardi nella presa in carico dei soggetti positivi e dei contatti, ritardi nel prelievo e refertazione dei tamponi, ritardo nel rilascio di provvedimento di isolamento e quarantena. Il risultato, vista anche la carenza cronica di medici di guardia che lascia scoperte in tutto il territorio regionale delle aree, una pressione significativa con centinaia di chiamate sia appunto nei pochi presidi di guardie mediche rimaste e sui medici di medicina generale. Io avevo tra l'altro presentato un ordine del giorno durante la legge di stabilità proprio per coinvolgere maggiormente i medici di medicina generale nella gestione dei provvedimenti di isolamento e quarantena, che poi, come tra l'altro ho fatto già dal mese di novembre, credo, del 2020 nella regione Veneto, mi è stato detto che in realtà stiamo già facendo, e mi riferivo non solo appunto alla possibilità di fare tamponi, come prevede anche l'accordo regionale, ma anche a quello di sostenere e sgravare proprio i dipartimenti di prevenzione su quello che sono gestire l'inizio e la fine dell'isolamento e quarantena, nonché altre tracciamento ed altre cose. Dopo questa mia dopo questo mio ordine del giorno che è stato bocciato, in realtà abbiamo avuto i primi giorni dell'anno una mancata conciliazione con il Sindacato dei Medici di Medicina Generale e lo SNAMI, che rispetto a documentate segnalazioni di criticità del Servizio Sanitario Regionale non ero riuscito a conciliare, no, lo stato di agitazione che Consigliere già da Ossai. luglio c'è stato. C'è stata la proposta della FIMIG del 9 gennaio in cui si proponevano proprio di, leggo qui, liberiamo noi i pazienti in quarantena, per cui offriva la loro collaborazione. Nella conferenza stampa si parlava anche di un automatismo per quanto riguarda il certificato di guarigione, che è quello che impedisce, dove il datore di lavoro, il medico competente non accetta la persona guarita con tampone negativo di tornare a lavorare. Evidentemente non sono sufficienti quello che alcune aziende stavano facendo come esternalizzazioni per il contact tracing e la sorveglianza domiciliare, dove abbiamo visto che il contact tracing con questo numero di contagi è praticamente impossibile. Grazie. Tutto ciò premesso, chiedo alla Giunta regionale come intende porre rimedio agli attuali disservizi sulla gestione del quarantena e isolamento, anche, e qua richiamo alcune proposte anche di alcuni professionisti, attivando il numero per le non urgenze 116-17 previsto anche dall'Unione Europea e accogliendo le proposte delle diverse organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale. Grazie. Assessore. Manderò la risposta scritta che gli uffici hanno predisposto al consigliere Ossai e mi soffermerò sui 3 nodi della sua interrogazione. Allora, io credo che il problema più complesso che noi oggi abbiamo sia quello io lo chiamo la liberazione. Non voglio essere anzi voglio essere prudente, però noi abbiamo lo studio e speriamo nell'arco la prossima settimana di avere a disposizione uno strumento al quale mi dicono ormai dovremmo essere alle battute finali, che consenta
il meccanismo per il quale a tampone negativo automaticamente venga allegato un SMS il certificato di liberazione, consentendo al cittadino di liberare quella complessità che oggi si verifica, che riguarda migliaia di persone, che io penso sia il problema più complicato. Quindi credo che questa sia la prima risposta, anzi la risposta più importante, ci consentirà di procedere su questo. Il tema dell'attivazione dei numeri, noi possiamo attivare tutti i numeri che vogliamo, il problema è che dietro i numeri ci vogliono delle competenze professionali, c'è un avvicendamento e un'accelerazione, una velocità nella modifica delle regole che difficilmente potrà trovare delle competenze che oggi sono nelle disponibilità dei dipartimenti, che sono travolti dalla dimensione dell'infezione che non abbiamo mai conosciuto neanche nei momenti più critici, e fortunatamente non incontra il rapporto proporzionale sulla domanda ospedaliera. Terza questione, perché anche qui io, al di là delle posizioni che io rispetto, è facile fare un articolo sul giornale e dire liberiamo noi queste cose. Dico queste cose avendo gratitudine nei confronti dei sindacati della medicina generale, in particolare del dottor Agrusti, che ha fatto questo tipo di proposta, col quale avevamo già ragionato da subito sulla capacità e la possibilità che la medicina generale potesse assumersi questo tipo di responsabilità. Noi naturalmente prima, durante, dopo abbiamo verificato questo, ma è evidente che nel momento in cui tutte queste operazioni sono operazioni che hanno presupposto, lasciamo stare l'aspetto economico, perché c'è anche quello, ma mi pare che quello sia l'ultimo problema che si presenta, però l'elemento della volontarietà da parte della medicina generale è un tema rilevante, per cui dirimente, perché se noi dobbiamo andare a chiedere, un conto è intervenire avendo la rappresentanza sindacale che è in grado ovviamente di mettere a disposizione tutto il corpo degli associati a questo, ma se questo deve avvenire su base volontaria sicuramente può essere un aiuto, ma non è la soluzione al problema che abbiamo. Quindi comunque questo lo faremo, anzi lo stiamo già facendo, avendo anche incontrato qualche altro sindacato che ha reagito come abbiamo letto, ma ormai insomma, non ci spaventiamo più di niente perché ormai qua vale tutto. Credo che però la modifica vera di questa condizione sia l'automatismo che io mi auguro nei prossimi giorni possa essere attivo e quindi dare una risposta alle migliaia di persone che oggettivamente oggi incontrano questo disagio. Grazie. Assessore, prego, consigliere Ussai. Io ringrazio per la risposta all'assessore. Naturalmente prima di dichiararmi soddisfatto aspetto che l'automatismo parta, che era un tema che avevo già portato nel mese di dicembre, visto anche l'aumento dei contagi e le continue segnalazioni dei cittadini. Sono d'accordo con l'assessore sul fatto che c'è un problema legato alla liberazione, perché naturalmente con un automatismo e non con un passaggio formale del DIP sgraverebbe il DIP e renderebbe più veloce la pratica. Naturalmente sarebbe l'ideale che o questo automatismo o il DIP fossero in grado di fare in giornata dal tampone negativo direttamente questo certificato di guarigione. Rilevo anche che anche far partire la quarantena è una tematica importante. Oggi, proprio questa mattina, una persona mi ha detto io aspettavo che il medico generale non mi ha ammesso la malattia, ha aspettato prima che ci sia il DIP che faccia partire la quarantena e io ho perso una parte del mio stipendio perché il medico generale mi ha detto che non poteva mettere quel pezzo come pezzo di malattia. Per cui ringrazio l'assessore, aspetto di vedere i risultati per dichiararmi soddisfatto.